Oggi inaugurazione del centro laboratorio robotica a Leonardo, quanto è importante anche per il futuro dei ragazzi stessi e per chi si vuole approcciare all'istituto stesso? Ma direi fondamentale, perché oggi il Liceo Leonardo conferma quanto la sua offerta formativa sia qualificata. Già la Fondazione Agnelli, attraverso l'indagine Eduscopio, ha posto il Leonardo nel raggio di 20 km come primo liceo del territorio, primo liceo scientifico. Un liceo scientifico che in quanto tale è quel liceo scientifico che consente ai suoi alunni, una volta giunti all'università, di ottenere i più alti voti negli esami, di dare esami nel minor lasso di tempo e di ottenere i più alti crediti, quindi di far fronte a materie complesse. Quindi questo già dà, diciamo, l'idea di quanto qualificata sia l'offerta formativa del Leonardo, di quanto qualificate siano le basi che la scuola dà, ma soprattutto il metodo di studio ed anche l'orientamento che ai nostri ragazzi diamo. Consideriamo che nel territorio il Liceo Leonardo offre il 30% degli studenti universitari che scelgono l'area tecnica nelle università, in tutte le università italiane, soprattutto e in gran parte anche nelle università più prestigiose del nord, pensiamo ai politecnici, ma anche la percentuale più alta degli studenti che scelgono economia e che quindi scelgono di abbracciare il management come idea di ovviamente di orientamento futuro. Il laboratorio di robotica si colloca essenzialmente in questo contesto, è un laboratorio che serve a valorizzare i giovani talenti creativi, perché la creatività, il talento e anche le potenzialità dei nostri ragazzi sono il nostro principale obiettivo. Con il laboratorio di robotica noi andremo a formare gli ingegneri dei robot, i disegnatori di app e videogiochi, gli ingegneri che applicano la robotica alla medicina anche, ma anche tutti coloro i quali decideranno di studiare i sistemi domotici. È un laboratorio all'avanguardia al quale abbiamo dedicato un serio impegno finanziario che di fatto ci porta oggi ad essere i primi nel territorio e sicuramente degni di qualsiasi tipo di emulazione. Una cosa volevo focalizzare: il corso è principalmente orientato come manutentore di software, cioè praticamente noi non facciamo hardware, ma andiamo a programmare sistemi intelligenti, in modo particolare a due indirizzi specifici, quelli industriali, industria 4.0, e quello biorobotica, praticamente andando a interfacciare qualche apparecchiatura elettromedicale programmabile. Quindi è una figura che nello stato attuale non esiste nelle varie aziende, sia industriali che per esempio anche mediche, ASL e via dicendo. Quindi è un manutentore di software per apparecchiature intelligenti, apparecchiature elettromedicali o sistemi intelligenti, quindi da affiancare alla figura dell'ingegnere clinico, non so, attualmente c'è l'ingegnere clinico, e invece dare appalto all'esterno come manutentore di software di particolari apparecchiature elettromedicali o sistemi facendo parte della apparecchiature di sistemi intelligenti, può essere effettuata anche, può essere data da un tecnico specializzato. Alessio, quanto è importante anche nella scelta per il futuro oggi la robotica? È molto importante, anche perché nell'era digitale saper pilotare un drone, saper gestire dei robot, anche per il futuro è molto importante. Lo consiglieresti ai tuoi amici? Certo che lo consiglierei, anche perché questo corso non offre solo una preparazione in campo robotico, ma anche in campo scientifico. È il futuro, insomma, la robotica? Certo che è il futuro.